guarda, malato dalle 9. La fatto su caffè, su gola, la per su maredo, la per su marida, su mustacho, e che l'imboladin, e che l'imboladin sa de minera. Te becco de apa, te becco de apa saborita, sagi mandato gomma regula, e benedetta tia sabuntana, saga torrado con morto a vera. Tu male tapa, bufandela e dai su pom, sama la via tua si suppone, fino a te no invece, fino a te no invece non la campa. Oggi niente da vedi l'origata, vedi su poetare che io, sagami yuge, fiscarosa, parta esa monta, ricamata. Cantasi Marietta, avanzi fare, sono l'armoniosa, donde no, fino a che casone, bella bomba, persino fuori la bailare. Soy
sei geniale puro piaghe, sei geniale puro piaghe, sei geniale puro piaghe. Non sei bella puro piaghe, non c'è vino prese, non c'è vino prese. Non sei bella bella tese, non sei bella bella tese, sei geniale puro piaghe.
Silvano Fadda, Carlo Crisponi, Giovanni De Melas. E adesso proseguiamo questa manifestazione. Vi avevo promesso un viaggio nei diversi territori della Sardegna e adesso ne visiteremo due. Andremo a Bonarcado e contemporaneamente a Villa Urbana. Li accogliamo con un grande applauso Gianni Ore, accompagnato da una bellissima coppia di Villa Urbana, Carla e Leonardo. Allora vi chiedo subito quanti anni avete. Leonardo, quanti anni hai? 10, 10 anni. Carla? 14, 14 anni. Indossate degli abiti molto molto belli, molto eleganti. Carla, mi descrivi un po', chiaramente brevemente, mi dici i nomi dei pezzi semplicemente. Un abito molto elegante che ti dona veramente tanto. Aspetta che mi metto qui vicino a te. allora, Nedda, che è la gonna, il grembiule, sul cadorazzugo, il tutone, il fazzoletto insetto, il fazzoletto rosso, Allora, grazie per aver anche aperto il giubbino per fare vedere Simbustu. È molto particolare anche, diciamo, la capigliatura che porti, hai i capelli raccolti sotto questo fazzoletto rosso e poi questo elegante fazzoletto. Invece, Leonardo, tu indossi un pezzo veramente molto elegante. Come si chiama? Saesti. Grazie. Allora, intanto vedo Gianni che si prepara. Cosa dire di Gianni Ore? Gianni è un suonatore molto conosciuto, anche lui non ha sicuramente bisogno di presentazioni, oltre 40 anni di carriera sui palchi, accompagnato e accompagna tantissimi gruppi folk e attualmente accompagna anche il gruppo folk di Villa Urbana. Abbiamo qui una bellissima rappresentanza e ci mostrerete due balli. Iniziamo con il primo su Biddo Branesu, è un ballo campidanese, così chiamato Biddo Branesu perché a Villa Urbana si balla in un modo particolare, sempre in punta di piedi, quindi è un ballo difficile, molto elegante, che però permette soprattutto al ballerino di mostrare tutta la sua bravura. Chiaramente la donna balla sempre con grande eleganza. Se Gianni è pronto, vi lascio subito il palco, fate ancora un grande applauso a Leonardo e a Carla e ovviamente a Gianni Ore su Biddo Branesu.
dicevo la bravura dei ballerini, mica scherzavo. Ma da quanti anni hai iniziato a ballare? 5. E tu? Mi sembra 6, non lo so. Secondo me ballano da sempre, perché da come si muovono sul palco, dalla velocità, mi sembra che ballate da sempre. Un grande applauso a Leonardo e a Carla e ovviamente anche a Gianni Ore. Il prossimo ballo è Sadanza, si balla in tantissimi paesi, in diversi territori della Sardegna, però a Villaurbana si balla in un modo molto particolare. Intanto viene suonato con la fisarmonica e non con l'organetto, e poi ci sono due momenti, Sa Passillada che è un momento un po' più lento e Savesada che invece è il momento più allegro. Vi lascio subito il palco, un grande applauso a Leonardo e a Carla e ovviamente a Gianni Ore. Sadanza! Basta, basta. È invertito.
applauso a Carla e a Leonardo. E adesso un altro momento per la piazza con un Uballu Campidanesu suonato dalla fisarmonica di Gianni Ore. Buon ballo! Prima sentiva bene. E questo è il bello della diretta, perché giustamente ci sta. Nel frattempo che risolviamo, ma risolviamo veramente brevemente questo problema tecnico, raccontiamo un po' questa manifestazione. Intanto chiedo ai bambini e alle bambine del mini folk di Arezzo di raggiungermi. Venite, salite qui sul palco, fatemi compagnia. Intanto un saluto al coro Bachi Sulis, facciamo un applauso veramente grande al coro Bachi Sulis. Nicola Calledda, il presidente, vi manda i suoi saluti. 50 anni di attività, il Bachi Sulis ha compiuto quest'anno, sta festeggiando il suo cinquantennale di un'attività veramente importante, ha fatto e fa conoscere ovunque il nome di Arezzo, non soltanto in Sardegna ma in tutti i posti. Un coro importante, un coro che canta molto molto bene, il suo maestro è Michele Turno e salutiamo anche Michele, e veramente grazie al coro Bachi Sulis per tutta l'attività importante e culturale che svolge. Intanto venite, raggiungetemi qui così raccontiamo un po' gli abiti tradizionali. Allora, intanto io prima non vi ho presentato, quindi adesso vi presento subito. Allora, vi passo davanti, scusatemi, e vi chiedo intanto come vi chiamate e quanti anni avete. Gaia e ho 12 anni. Francesca e ho 9 anni. Emma e ho 10 anni. Mara e ho 11 anni. Nicole e ho 10 anni. Stefano e ho 9 anni. Noemi e ho 10 anni. Chiara e ho 8 anni. Un grande applauso, perché intanto mi sa che questa è la prima volta, vero, che salite su un palco. Allora, adesso raccontiamo un breve retroscena. Ho chiesto a tutti i bambini e alle bambine, mi raccomando, quando salite sul palco vi chiedo di raccontare il vostro abito tradizionale. Quindi qua sotto io sento camigia, imbustu, corittu, perché stanno tutti, ripassano giustamente. Allora, brevemente. Sauzzo, la cinta. Allora, il primo pezzo, quindi la gonna, si chiama Sauzzu. La cinta, il riccone, il bosso e la camisa. Grazie. Si è sentito? Grazie. Un grande applauso ai ragazzi e alle ragazze del mini folk di Arezzo. Se vi volete accomodare qui. Adesso
l'atteso ballo Zuballu Campidanesu con Gianni Ore per la piazza. Buon ballo! Il microfono alla tastiera il microfono. Il microfono alla tastiera. Ehi. Quello. Dai, solo, dai. Grazie a Gianni Ore, venite qua e anche fate veramente un grande applauso a Leonardo e a Carla. E adesso possiamo anche dire che sei figlio d'arte, possiamo dirlo? Allora, chiediamo al padre o chiediamo al figlio? Chi è tuo babbo? Gianni Ore. Il figlio di Gianni Ore. Grazie per averci raccontato questo pezzo di storia di Villa Urbana, grazie. E adesso lasciamo Villa Urbana e ci spostiamo verso il nord della Sardegna e li accogliamo con un grande applauso. Li abbiamo già visti ballare qui sotto il palco e adesso li vedremo sul palco. Un grande applauso alla mini folk di Lula. Intanto stiamo vedendo Francesco De Montis che li accompagnerà. Francesco suona da quando aveva 9 anni, il suo primo maestro è stato il padrino
Tonino sale, accompagna diversi gruppi folk e ovviamente il gruppo folk del suo paese, il gruppo folk di Lula. Eccoli ed eccole. Io mi sposto perché questo gruppo folk ha una precisione veramente incredibile. Allora, loro sono ordinatissimi, quindi non posso chiedere di avanzare, devo tornare io indietro per presentarli. Allora, come sempre vi chiedo il nome e vi chiedo quanti anni avete. Giuseppina 12 anni. Salvatore 12 anni. Giovanna 9 anni. Angelica 10 anni. Pasquale 10 anni. Giusy 10 anni. Gianmichele 8 anni. Adele 7 anni. Sebastiano 8 anni. Speranza 7 anni. Mauro 8 anni. Vittoria 9 anni. Maria Antonietta 10 anni. Nicola 14 anni. Noemi 10 anni. Serena 12 anni. Paolo 14 anni. Albina 13 anni. Fate loro un altro grande applauso. Allora, questo mini folk è nato giusto da qualche anno, ma loro sono veramente molto bravi, sono molto bravi loro, ma un grande applauso anche ai maestri e alle maestre che li seguono, perché veramente tanta disciplina e tanta bellezza, hanno dei buoni maestri. Allora, chi di voi deve raccontare un po' l'abito tradizionale? Allora, conquistiamo il centro del palco. Intanto ci sono due varianti del vostro abito che è molto molto elegante. Il costume di semina è scomposto. O costume de semina é composto dessa camisa, do cassetto, do corito, do neta e do mucatore lungo. O costume de semina è fatto da scarsala, da scarzonere, da fraccara, da salopatto, da camicia, da quintolla, da berrita e si può porre vista su gabbano e su cappotto. Il mio costume è fatto da sauna di lana, da spettorretta, da cassetto, da zipone e da mucatore corso. La cosa bella è che questa spizzina, se questo spizzinoso fai dan in saldo e fai dan in saldo don zidie. Francesco, sei pronto? Lasciamo subito il palco e facciamo un grande applauso. Il primo ballo este Subassu Torratu, il mini folk di Lula. Li accompagna Francesco De Montis.
loro sono sempre ordinati, la riga non la perdono mai, potete, non li distraete, sempre dritti, perfetti e sempre ordinati. Il prossimo ballo è sull'estro, è un ballo tipico, un ballo tradizionale di Lula, è un ballo allegro e loro lo balleranno con tutto il loro entusiasmo. Un grandissimo applauso al mini folk di Lula sull'estru, li accompagna Francesco De Montis.
il mini folk di Lula. Grazie di essere stati qui con noi ed averci mostrato le vostre tradizioni. Salutiamo il mini folk di Lula e salutiamo anche Francesco De Montis che li ha accompagnati all'organetto. E ancora un applauso veramente alle maestre e ai maestri che accompagnano e che formano i bambini e le bambine di Lula. E adesso un altro momento per la piazza. Li vedo già qui sul palco, vedo Giovanni che ha in mano l'organetto e lo accogliamo con un grande applauso. Giovanni Boeddu. Eccolo qui che si avvicina e con lui Gianmichele Lai. Giovanni Boeddu di Nuoro. Giovanni ha 12 anni ma suona l'organetto da sempre, anche perché lui è il figlio di Carlo Boeddu e il figlio di Barbara Bussa, quindi è un figlio d'arte, ha respirato da sempre la tradizione. Penso di averlo presentato da piccolissimo che già accompagnava il gruppo folk della madre Nugoresas. Con lui Gianmichele Lai. Gianmichele è di Ergolia, che Gianmichele non ha bisogno di presentazioni, trunfa e voce, ha respirato la tradizione nel suo paese natale. Ergolia è un paese di grandi e importanti tradizioni, fa parte del gruppo Ballade Boys e con loro fa ballare tutta la Sardegna. Adesso si preparano per farvi ballare, quindi questo è un altro momento per la piazza. Preparatevi. Allora, nel frattempo venite che se volete potete anche voi scendere giù, così potete ballare qualche ballo mentre Gianmichele e Giovanni si preparano. Io vi auguro ancora un buon ballo con Gianmichele Lai e Giovanni Boeddu. Ehi, prova, ehi. Ehi.
bene la piscina, tentami la bene la piscina, ma tenta bene la piscina, tenta bene la piscina, tenta bene la piscina, cano il bison, darindono, cano il bison, darindono, cano il bison, darindono, tentami la bene la piscina, cano il bison, darindono, cano il bison, darindono, cano il bison,
Boedu, grazie Giovanni per aver fatto ballare la piazza e grazie, ovviamente un grande applauso anche a Gianmichele Lai. Ma mentre Giovanni ci lascia per un momento, Gianmichele rimane, perché adesso a suonare l'organetto sarà Gianluca Chessa. Un grande applauso a Gianluca Chessa di Orune. Ha iniziato a suonare quando aveva 16 anni, il suo maestro è stato Carlo Boedu, accompagnato per diverso tempo il gruppo folk di Orune, ha organizzato diverse serate di organetto a Orune e adesso insieme a Gianmichele Lai farà ballare la piazza. A Giovanni piace talmente tanto ballare che vuole restare sul palco, vero Giovanni? Giovanni, ti piace di suonare? Eia. E a quanto anni hai cominciato a suonare? A Battorannoso. E su mastro tu chi è? Babbo. E chi è babbo tu? Carlo Boedu. E mamma tua chi è? Barbara Buscia. E tanto vaghide, soccate Salmano, so vaghide un applauso umano a Giovanni Boedu. E adesso lasciamo il palco a Gianluca Chessa e Gianmichele Lai. Buon ballo!
Grazie, salutiamo Gianmichele Lai, lo ringraziamo perché ha cantato e suonato Zadrunfa per noi, quindi grazie. Mentre Gianluca Chessa rimane ancora qui all'organetto e lo raggiunge la coppia di Orune, Francesco e Chiara. Prego, salite qui sul palco perché adesso Gianluca ci mostrerà quelli che sono i balli di Orune, un ballo molto particolare che andremo adesso a descrivere perché balleranno su Dillu, chiaramente alla moda orunese. Prego, raggiungetemi qui, venite qui davanti. Allora Chiara, sei giovanissima, ti posso chiedere l'età? 17. Mentre al padre l'età non la chiediamo, cosa dici? Allora Chiara, se lei ha 17, qualche giovedì in più, non tanti però, dai. Allora Chiara, cosa possiamo dire di questo bellissimo abito elegante che indossi? Allora, è composto dalla gonna, la lardetta, su casciu, su curito e un piscialletto. È un abito molto elegante, questo è l'abito della sposa, è l'abito che si usava in occasione, quindi è l'abito più bello, è l'abito della festa, quello più ricco, è molto prezioso, è fatto di velluto, è fatto di broccato, è fatto di terziopelo, quindi un abito veramente molto elegante. Il ballo che ci farete vedere, il ballo tipico di Orune, è su Dillu. Vi lascio subito il palco con Gianluca Chessa e Francesco e Chiara di Orune su Dillu. Grazie a Francesco, grazie a Chiara e grazie a Gianluca Chessa, ci hanno mostrato le tradizioni di Orune. Grazie. E adesso ci spostiamo, cambiamo completamente zona geografica, andiamo nel nord Sardegna e più precisamente nel Villanova. Li accogliamo con un grandissimo applauso. Loro sono il Mini Folk, tradizioni popolari di Villanova Monteleone.
questi bambini e queste bambine stanno ballando ininterrottamente, io li sto vedendo dalle 2, ma molto probabilmente anche da prima, stanno ripetendo i pezzi del costume, stanno ballando, insomma stanno dimostrando al meglio e sono già pronti. Ma io non so, i nomi ve li chiedo adesso o ve li chiedo dopo, perché vi vedo adesso. Allora, sciogliamo un po' la tensione, vi chiedo come vi chiamate. Intanto un gruppo è qua e un gruppo foltissimo è anche giù, quindi insomma i bambini di Villanova e le bambine sono veramente tante. Come ti chiami? Marianna, 11. Emondo, 15. Lucia, 11. Melissa, 13. Lucia, 12. E siamo già a 2 Lucia. Anna, 9. Rosanna, 13. Laura, 13. Ilenia, 9. Lucia 11. E siamo a 3. Laura 8. Leonardo, 13. Oggi sei ballerino, ma io so che tu sai fare anche un'altra cosa. Salutiamo anche Salvatore Lai, un grande applauso a Salvatore, lui è il nipote di Tiu Barore Lai. Questo gruppo, questo mini folk che si compone di questi piccoli e piccole ballerine è un gruppo folk che quest'anno ha compiuto ben 75 anni di attività. Fate un grande applauso al gruppo folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone. 75 anni di attività, 75 anni di tradizioni con una suonata unica, quella che proviene appunto dalla famiglia Lai, da Tiu Barore Lai. Vi lascio subito il palco con Nosa Presentada. Un grande applauso al mini folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone. Li accompagna Salvatore Lai.
e questa era già presentata, è la presentazione del mini folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone. Adesso il prossimo ballo è un ballo tipico di Villanova Monteleone, stiamo parlando di Sadanza. Unica è la musica, è appunto la musica di Villanova Monteleone, e unici sono i passi. Ovviamente alcuni ballerini ci lasciano e altri ci raggiungeranno qui sul palco per ballare il prossimo ballo. Giovanni, quanti sono in tutto oggi? Quanti ballerini avete portato da Villanova? Una trentina. Allora, siete pronti per ballare Sadanza? Ci siete tutti o manca qualcuno? Allora, aspettiamo che il mini folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone, che tutti i componenti del mini folk raggiungano il palco. E sì, intanto qui ci sono maestre e maestri, ci sono componenti del gruppo degli adulti che danno istruzioni. Eccoci. Allora, sono tantissimi e sono tante. Eccoci. Non ci stiamo sul palco. Allora, eccoli, siamo pronti. Un grande applauso al mini folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone con Sadanza. Li accompagna all'organetto Salvatore Lai.
non è ancora finita qui, perché il gruppo folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone è conosciuto, è famoso per tutti questi balli, ma soprattutto per un altro ballo che si chiama Singhindulada. Singhindulada è il ballo che è stato creato, composto tantissimi anni fa e ricorda il movimento dell'arcolaio, Desu Gindalu. Ecco, si sta ricomponendo ancora il gruppo che deve ballare. Salvatore Lai all'organetto, il gruppo folk, il mini folk Tradizioni Popolari di Villanova Monteleone, Singhindulada.
applauso al Mini Folk, tradizioni popolari di Villanova Monteleone, ma aspettate, perché sto chiamando tutti sul palco e dato che ci siamo preparati tanto, insomma, descriviamolo. Prego, prego, venite tutti, salite, venite. E beh, sono tanti, sono tante, quindi li richiamiamo tutti sul palco. Eccoli, adesso Lucia, Raimondo e Leonardo e Ilenia, aspettate che mi metto qui al centro, ci descrivono l'abito tradizionale, vi abbiamo visto ballare e adesso insomma lo raccontiamo un po'. Io questo abito lo conosco bene, mi piace molto, però non mi ricordo proprio niente, quindi lo dovete descrivere voi. A chi do il microfono? Allora, poco fa qualcuno mi ha raggiunto dicendomi lì, ma siete bravi tutti, io lo so che li conoscete bene. Zugorittu, Simbustu, Zamunetta, Zavaldita e Zagamiggia. Questa è la paura, giustamente uno è sul palco. Allora, questo velo è bellissimo, facciamolo vedere, su velo ricamato. Cosa? Ah, è ricamato a mano. La camicia è ricamata a mano. Le collane sono fatte di corallo. E i gemelli, le orecchine di corallo. La gonna di panno rosso, Zugorittu che è fatto anche questo di panno rosso e i bottoni e Simbustu. E Simbustu sotto che non si vede ma è molto prezioso e molto bello. Ecco qua Simbustu. Allora facciamo vedere, ecco qua Simbustu. E adesso Leonardo o Raimondo? A chi? Allora giustamente Leonardo dice Raimondo dice Leonardo. Da. Saverrita, poi su Capottino, su Gossu, poi Sabragasa, Sarragasa. Adesso giustamente Raimondo, ci siamo fermati a Sarragasa, cosa manca? Siamo d'Andasa, i calzari. Zagamiggia. E Zagamiggia. Un grande applauso al Mini Folk, tradizioni popolari di Villanova Monteleone, 75 anni di attività e tanti giovani che hanno ancora voglia di mostrare le loro tradizioni, di ballare e di divertirsi, perché il gruppo folk è soprattutto divertimento. Grazie, un grande applauso a loro.
accompagnati all'organetto. E adesso lasciamo il Nord Sardegna, lasciamo il Logudoro e ritorniamo in Barbagia. Li accogliamo con un grande applauso. Loro vengono da Austis. Eccoli, Davide Meloni da Austis, accompagnato da Aurora e Giada. Un grande applauso anche ad Aurora e a Giada. Allora, Davide ha iniziato a suonare da quando ha 4 anni, il suo maestro, il padrino Fabio Onnis. Va bene, non ha importanza, è tuo padrino. Assolutamente. Chi insegna a suonare? Allora, Aurora, Giada, descriviamo il vostro bellissimo e particolare abito tradizionale, giusto i pezzi, lo vedo è molto austero ma molto molto ricco. Intanto la particolarità che il copricapo che avvolge il vostro capo è veramente molto molto prezioso e bello. Allora, partiamo da Samantilla, poi c'è il velo, sa camisa, sa spalasa, su zipone, sa ghinta e sonnetta. E questo è l'abito tradizionale, anche questo è molto ricco e molto prezioso. Grazie ragazze. Se Davide è pronto, partiamo con il primo ballo e non possiamo che iniziare su ballo antico austesu. Un grande applauso a Davide Meloni, ad Aurora e a Giada. Ballo antico austesu.
E adesso, grazie alle ragazze, e invece Davide Meloni farà un ballo per la piazza, e quindi buon ballo, prego Davide.
Grazie a Davide Meloni di Austis e grazie a Giada e Aurora. Grazie per averci mostrato le tradizioni di Austis. E questo applauso è per voi, brave. Adesso lasciamo la Barbagia, lasciamo Austis e ritorniamo in Logudoro e più precisamente a Ossi. È già sul palco, ve lo presento, lui è Antonio Mannu e con lui una coppia che proviene da Tiesi, Felice e Melania. Prego, raggiungetemi qui sul palco. Ossi, Antonio Mannu non è soltanto un suonatore, ma lui è un conoscitore profondo degli abiti tradizionali, un collezionista degli abiti tradizionali di Ossi. Sicuramente tu questo lo presenteresti benissimo, quest'abito, ma lo facciamo noi, anzi il bello è che lo fanno loro, giustamente. Allora Melania, indossi un abito di Tiesi, un abito molto elegante, un abito logudorese. Ovviamente ti chiedo soltanto di elencare i pezzi perché sarebbe troppo lungo partendo appunto dal velo. Il coritto, poi abbiamo Zimbustu, la gonna, la faldita e i gioielli. Se ti chiedessi di far vedere Zimbustu? Allora, ecco Zimbustu, che è una parte sempre molto particolare degli abiti logudoresi che purtroppo non si vede mai e quindi c'è sempre la curiosità di farlo vedere. Invece Felice, allora tu indossi un abito molto bello e molto particolare e la particolarità credo che sia soprattutto di questa camicia. Sì, la particolarità di questa camicia a collo alto è che è tutta quanta ricamata. È molto ricamata sia nei polsi che e tra l'altro il bottone è fatto con un ricamo, quindi questa è sicuramente una camicia molto antica e molto preziosa. Antonio, mi stai per dire bando alle ciance, vero? Allora vi lascio subito il palco. Il primo ballo è un ballo sardo logudorese, il ballo delle nostre piazze, un ballo molto amato e molto conosciuto. Vi lascio il palco con un ballo sardo logudorese, Antonio Mannu, Felice e Melania.
grazie a Felice e Melania. E adesso un ballo per la piazza, un ballo ossesu, este una logudoresa, prego. Antonio Mannu e grazie a Felice e a Melania, grazie. E adesso lasciamo Ossi e ci spostiamo a Dualchi con Davide Caddeo. Davide non ha sicuramente bisogno di presentazioni, è un suonatore conosciuto, molto famoso. Lui, a parte che ha il suono nella tradizione sia da parte materna che da parte paterna, ha iniziato come suonatore nelle gare a chitarra e poi ha proseguito in diversi gruppi e lui fa ballare davvero tutta la Sardegna. Insieme a lui una coppia di Borore, Marina e Luciano. Prego, raggiungetemi qui davanti, Marina e Luciano. Intanto benvenuti e anche a voi chiedo brevemente di descrivere l'abito tradizionale. Marina. Buonasera a tutti. Allora, il nostro abito è composto molto semplice, quello della donna ha la camicia bianca con un pizzo sul petto, poi abbiamo Zimbustu e il suzzipone. La gonna è bordeaux con due giri di velluto e il grembiule. Il fazzoletto a saettada, generalmente quello più famoso è quello di Zabo Zesaide, ed è marron ed è fermato da 3 spilli. Quello dell'uomo invece è la camicia bianca, la camicia bianca, il corpetto è nero e su zippone.
i pantaloni sono bianchi di lino, le ghette, che il pantalone entra dentro la ghetta per fermarlo. Poi abbiamo San Ragasa, che è il gonnellino, e in testa il copricapo è la borrietta nera di velluto. Grazie Melania, vi lascio subito il palco. Davide Caddeo, mix di balli del Marghine.